Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, cosa ci insegna il famigerato caso Al-Masri, ormai ufficialmente il tormentone antigovernativo agostano? Fondamentalmente ci insegna che quando una corporazione sente attaccati suoi privilegi pluridecennali, non è che si ritira in buon ordine o reagisce di fioretto, reagisce con tutto il peso, anche derivante dai suddetti privilegi, per contrastare questo, diciamo, attacco o questo tentativo di ripristinare un equilibrio nel caso di specie. Il caso di specie, anzitutto, la cronaca, il Tribunale dei Ministri ha fatto pervenire le carte con cui chiede l'autorizzazione a procedere per i ministri Nordio, Piantedosi e per il sottosegretario Mantovani, indagati per favoreggiamento e peculato appunto sul caso Al-Masri, mentre la posizione della Premier è stata archiviata in un capolavoro di pseudofurbizia bizantina che in realtà rivela tutto l'intento obliquo, tutto il retropensiero politico, no? Tutta l'idea di tentare di logorare il governo con un'azione giudiziaria lunga, strascico, come se la Premier non questo Premier in particolare, ma il ruolo del Premier in generale, non abbia la responsabilità della sintesi politica di ogni atto, figuriamoci un atto rilevante da un punto di vista internazionale. Ma qual è il punto, al di là del merito, perché il merito è chiaramente pretestuoso, è chiaramente il grimaldello che ha trovato la magistratocrazia declinante e tutta la grancassa del mainstream che le dà sponda, è chiaramente un pretesto il caso Al-Masri. La vera questione è sfuggita in alcune parole nel linguaggio, nella palese esondazione di campo che ha mostrato il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Cesare Parodi, intervistato dal collega di Radio Anch'io Giorgio Zanchini, il quale a un certo punto gli chiede lumi su un possibile futuro coinvolgimento in questa inchiesta farlocchissima di Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio. E Parodi, serafico, risponde che certo in quel caso ci sarebbero conseguenze politiche sul fatto che una persona è indagata in un'inchiesta, detto dal presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che straccio di titolo ha per ipotizzare lui conseguenze politiche facendo strame in una frase del concetto di separazione dei poteri e dell'opera intera del barone di Montesquieu. La polemica monta per diverse ore, Parodi forse si rende conto di aver lievemente ecceduto e dice che lui non aveva fatto il nome della Bertolozzi, vero, è stato fatto nella domanda, e soprattutto faceva un ragionamento generale. Peggio mi sento se il capo dei magistrati fa un ragionamento generale o di scenario o di sociologia, come spesso accade, o peggio di politica, proprio direttamente di politica politicata, perché non è nel compito dell'ordine, non del potere a rigore, che lui rappresenta. Il magistrato deve fare solo ragionamenti specifici legati a specifiche ipotesi di reato riferite a specifiche persone indagate e o imputate. Cioè la specificità è l'essenza dell'azione del magistrato, dell'azione che sia penale, che sia civile, dell'azione giudiziaria. Non esistono ragionamenti generali di sistema o peggio politici, se no si sdogana ufficialmente con estrema tranquillità, e qui sta la toppa peggiore del buco nelle parole di Parodi, che i magistrati fanno ragionamenti generali su una capo di gabinetto, su un governo, su quel che dovrebbe accadere. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? E allora qui si torna alla reazione di cui sopra, perché è sicuramente vero, come hanno scritto oggi alcuni giornali di centrodestra, che il polverone Al-Masri è l'unica vera spallata che si può dare a questo governo, stante l'inesistenza totale dell'opposizione politica. Però c'è anche uno, in questo caso sì, specifico intento
relativo al fatto che questo governo è l'unico che sta procedendo seriamente con una riforma della giustizia che sta toccando i gangli della corporazione nel senso negativo, cioè della corporazione che usufruisce di privilegi ingiustificati. Ricordiamo il passaggio in Senato sulla separazione delle carriere, dato importantissimo a proposito di ragionamenti politici della magistratura, e sul CSM non più egemonizzato dalle correnti ma determinato dal sorteggio. Questa reazione col polverone al Masri, con questi equivoci o scivoloni linguistici che rivelano un mondo, però, cosa ci dicono? Ci dicono anche che non esistono riforme a metà. Ci dicono anche che il centrodestra è quasi obbligato ora ad andare fino in fondo, come ha ventilato per esempio il ministro Nordio, a aggiungere una responsabilità civile seria, decorosa, degna di un paese civile e liberale dei magistrati, che non si capisce appunto perché siano l'unica corporazione dove i soggetti poi non sono chiamati a rispondere di propri errori per colpa o peggio per dolo. Tra l'altro, se ci fosse, diciamo che paradossalmente Nordio e Piantedosi potrebbero utilizzarla, visto che il fatto che si ipotizzi un processo a loro carico per una decisione tutta politica è una follia, ma potrebbe utilizzare questa cosa ogni singolo cittadino oggetto di un torto da parte della corporazione medesima. Non solo, bisogna assolutamente aggiungere la non appellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado, come da diritto anglosassone, come da civiltà anglosassone. Bisogna insomma andare fino in fondo con la riforma, perché come non esistono corporazioni che non reagiscono ai privilegi finalmente messi nel mirino, non esistono riforme a metà. Ce lo dicono non tutti i magistrati, ce lo dicono gli esponenti della magistratocrazia, con i loro atti, con le loro parole, con i loro anche scivoloni linguistici, più in generale con l'approccio che hanno appunto da svariati decenni alla politica come se fosse il loro giardino di casa. Non lo è, la politica vada fino in fondo. Grazie a tutti, a domani.